Benvenuti, oggi è mercoledì 21 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 17.10, la luna si leva alle 10.36 e cala alle 16.19. Oggi si celebra Sant'Agnese. Il nome Agnese è associato al latino agnus, agnello, e significa pura, casta. Oggi, 21 gennaio, celebriamo la giornata mondiale degli abbracci, un gesto con notevoli benefici scientifici per la salute e l'umore. Infatti abbracciarsi è salutare, rinforza il sistema immunitario, riduce la pressione arteriosa e stimola la produzione di ossitocina, l'ormone del benessere, nel cervello. Un dato cruciale è che per innescare questa reazione chimica positiva l'abbraccio dovrebbe durare almeno 20 secondi. Un felice compleanno a Geena Davis, che oggi compie 70 anni. L'attrice americana è membro del Mensa, l'associazione che raccoglie alcune delle persone più intelligenti al mondo. Ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista nel 1989 per il film Turista per caso e ha ricevuto una seconda candidatura nel 1991 per il cult Thelma e Louise. Auguri anche a Marina La Rosa, che oggi spegne 49 candeline. Ha debuttato in TV nel 2000 partecipando alla prima edizione del Grande Fratello e nel 2019 ha partecipato come concorrente all'Isola dei Famosi, classificandosi seconda. Ha recitato anche in alcune fiction come Carabinieri e Un posto al sole. E infine auguri a Jimmy Ghione, che festeggia 62 anni. Il giornalista e conduttore televisivo è noto per essere uno degli inviati storici di Striscia la Notizia, il programma satirico di Canale 5 dove realizza servizi di denuncia e di inchiesta. Il 21 gennaio del 1871 viene approvata la legge che trasferisce la capitale d'Italia da Firenze a Roma. Il capoluogo toscano è stato capitale del regno per 5 anni. La città eterna è molto diversa da come appare oggi, disabitata per 2/3, senza edifici per accogliere i ministeri e priva di impiegati. Ecco perché vengono costruiti interi quartieri, a cominciare dalla zona intorno alla stazione Termini. Secondo la credenza popolare, se gli ultimi giorni di gennaio, chiamati giorni della merla, sono freddi, la primavera sarà anticipata e soleggiata. Se sono caldi, la primavera tarderà ad arrivare. È molto simile alla tradizione americana del giorno della marmotta. Il 21 gennaio 1905 nasceva Christian Dior, un pioniere nel settore della moda. Nel 1946 inaugurò il primo atelier a Parigi, imponendo sulla scena internazionale il suo stile rivoluzionario, abiti con spalline arrotondate, gonne lunghe e bustini per slanciare la vita. Nel 1948 aprì la sua prima boutique a New York e fu il primo stilista ad associare gli accessori come borse e foulard alla collezione di abiti. La Maison conta oggi più di 200 boutique sparse per il mondo. Oggi vi parlo di una frase molto divertente e simpatica, l'espressione inglese easy peasy lemon squeezy. È una frase divertente e ritmata che significa che qualcosa è estremamente facile e semplice da fare. L'origine di questo modo di dire è probabilmente da ricondurre ad uno spot pubblicitario di un detersivo per piatti. Nello spot una bambina usava la frase per dimostrare quanto fosse facile pulire con quel prodotto. Da allora l'espressione è diventata molto popolare a livello globale per enfatizzare la semplicità di un'azione. Lo scrittore George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, è stato un genio visionario che ha saputo analizzare e prevedere il nostro presente. La sua opera più celebre, La fattoria degli animali, è una satira sul potere e la corruzione da cui deriva la famosa citazione «Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri». È noto anche per il romanzo distopico del 1984 che descrive il Grande Fratello, simbolo della sorveglianza totalitaria. Ironia della sorte, Orwell non avrebbe mai potuto immaginare che il suo Grande Fratello sarebbe diventato un futuro programma televisivo di successo. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l'immaginazione abbraccia il mondo. Ed iniziamo quindi questa giornata come sempre all'insegna della cultura, della curiosità e dell'immaginazione. Io vi aspetto domani, non mancate una buona giornata dalla vostra Jaira.